Maintenant en Italie, dans la Valmairo, à Draunier. Aquí, l'association Espaci Occitan présente un site riche et plural composé d'un musée, d'un institut et d'un centre de documentation. À Questan, l'Espaci Occitan festeggiarà ses 20 ans d'existence. En entrée art, au rescontre de la dottoressa Rosella Perlino, che nous va expliquer le fonctionnement du lieu, ses activités et ses relations avec le numérique permis de convenir au public. Et à Mako, de trois ruda au musée. Després un trentenat d'anys aquí dins les balades hi havia de munt de militants occitanistes que demandaven d'haver un espaci físic on poder crear un centre de documentació de la lengua, de la cultura, un espaci per far de cultura, per far de curses, per organitzar de manifestacions. E poi nel 1999 è un caso del meme an del passaggio da quella lei de co-ufficializzazione dell'Occitano in Italia. Aquí in Valmaira è stata fondata la nostra associazione per la volontà delle comuni della Valmaira, ma anche di altri comuni occitani degli altri valados. Hanno ensaggiato di creare questi spazi. Fisicamente la comune di Drunier nos ha bagliato la piazza. Questa era una vieja caserma militare e dunque abbiamo fatto un reempiec a questi spazi per la creazione di un istituto nuovo e una biblioteca e naturalmente abbiamo il museo che è il nostro median virtuale per far visitare le valadas e l'Occitania tutta intera a las classes de las escolas, a los turistas que arriben aquí en Valmaira e in generale a lo mondo des appassionats de la lingua. Ensaggiato di contare la longa storia della lingua occitana, della debuta, dunque las lenguas neolatinas, los premiers documents, los trobadors, les guerres de religió, Dante Alighieri, l'Occità, fins a l'Age d'Impei. Alla debut avem crumpat una collezione di libri su Occitania, ma abbiamo pas encara una biblioteca e dunque nos ha creduto attendere il 2001 per avere fisicamente un spazio che era pas encara questo e abbiamo cominciato a lavorare qui. Dins aquell moment abbiamo creat els continguts del museu. Per il museu abbiamo pas una collezione di objectes, ma alla debut abbiamo anche dei continguts di informazioni dins los ordinators e poi dins lo tempo abbiamo també integrata quella presentazione della cultura occitana attraverso objectes del mondo occitano, dunque cause legate al lavoro, alla scuola, alla vita vivante del mondo passato. E dunque nel 2012 abbiamo avuto la creazione del museo e abbiamo creato questi spazi nuovi per la biblioteca, dunque un spazio occitano mai grande per si occupare anche di un partito turistico e dunque abbiamo cominciato a organizzare delle manifestazioni culturali, la musica sacrata, dunque los cants del Nadal, 600 giustamente, le differenti versioni da qui, delle balados, del territorio di Francia. E abbiamo cominciato a si occupare anche della pubblicazione di libri. Dunque abbiamo pubblicato in Lausanne dei guides turistici, soprattutto per la Valmaira e per quelle glazes romanicos e goticos che sono presenti in questi valados. Poi abbiamo pubblicato anche un altro libro sulla musica occitana, che si chiama Chiau de Viola, e després los anys 2000 avem toujours de mai joves e també de mainatges que començan a emprendre los instruments tradicionals, les danses tradicionals. E dunque co és un median empatic, és un median agradiu per far passar també la lingua entre los mai pitjons. Los treballs de la muntanya, que eren de treballs
itinerante o per la stagione. Donc lo monde se ne andava a treballar a la mar, in Provenza, din la pianura padana per trabar de causes. Un dels treballs mai característic de la Valmaira és l'anchoier, donc lo mercant de las anchuvas. Los documents che sono presenti nella nostra biblioteca sono d'acquisicions fats per la nostra associazione, donc los libres, los CD e los documentaris sono presenti também in linea, donc è possibile de los trobar attraverso un sistema di digitalizzazione del material de tutte le bibliotecas nazionales. Donc è possibile também per lo monde de trapar aquel libre e de lo receure per la posta o de trapar de una partita digitalizzata donc sus internet. E per lo monde che vuole leggere e che può pas venire fisicamente qui, una lettura su Twitter. È un progetto nuovo che abbiamo cominciato fa 3 anni e attraverso un'applicazione che sul principio di Twitter fai leggere de morseu, de toquet, de los libres. Es come un gruppo di lettura, ma non pas fisicamente tutta massa, ma ciascun attraverso il suo smartphone o il suo ordinatore può leggere quella opera che viene pubblicata su questa applicazione. E dunque è un modo di far conoscere la lingua occitana e gli autori occitani attraverso le nuove tecnologie. Din libureu de l'Institut se troba também une sala gratis dedicada às associações autgents di Valad Occitano que vogliono organizzare diverse manifestazioni come de conferenze, film, presentazioni de libri, concerti, etc. È mai d'accord, l'espace occitan y monte cada trimestre une exposition nouvelle. Acco permet au public de seguir une actualité vertadière de l'espace occitan et mai de tout cas de nous connaître et intéresser per la question occitane. L'espace occitan ha la gestione di 3 organismi differenti. L'Institut de Studis Occitans, entre nostra Penaro, è un istituto di studi e bureau della lingua. Ente lo monde pot trapar di informazioni sulla lingua occitana, partecipare allo cursos de lingua, avem também in gestione lo sindicato di iniziative della Villa de Dronier e dunque è possibile também trovare le informazioni turistiche e culturali in generale su Dronier e sulla Valmaira. Poi abbiamo un partito che è dedicato al museo e dunque un museo che è appellato Son de Lenga, dunque lo son della lingua occitana ma també delle altre lingue. Per los pichuns è importante arrivare alla fine della visita ed aver entenduto quella lingua perché il museo si può avere també e dunque abbiamo creato delle carte tematiche, delle mappe e dunque le bestios e també los mai pichuns poden apprendere qualche perché frasi idiomatico, a se presentar las bestios o aquí la meteo, no? Donc Arc di 7 colori. È un museo informatizzato, dunque digitalizzato e la nostra idea era di creare un museo complementare e differente da los numerosi musei già presenti sul nostro territorio. Abbiamo nella Valmaira e Grana 25 musei che sono dedicati alla cultura nostra, la cultura materiale, le aisinas, los travails d'un viaggio e dunque l'idea è stata di creare qualche rende mai moderne e complementari, dunque delle nuove tecnologie creare un viaggio aggradio per far conoscere un patrimonio immateriale a cui basta la mente esiste e de lo fare per los pichuns ma també per le persones mai grandes che abbiamo mai conosciut la minoranza nostra perché qui abbiamo forse turisti e dunque era importante di far conoscere la nostra storia
une histoire religiosa, une histoire artistique, une histoire linguistique, politique também, e donc ecco è stato l'obiettivo del nostro museo. La partita dell'Espacio Occitan che si occupa della progettazione è també una partita che si occupa della creazione di una sinergia entre los differents organismes che sono presenti en las balados. Donc, nosaltres fisicamente siem a Drunie, ma treballem a massa eme las autos comunes, las escolas, donc è importante la partita didattica aquí dell'Espacio Occitan per fare los cursos de lengua in las escolas, per fare dei laboratori també per los mai picciuns, laboratori de dansa, de musique. Vous avez présenté un aperçu de l'œuvre multiple dell'Espacio Occitan a Draunier. Aiutato per la lei italiana, l'associazione sviluppa depuis 20 ans si risorge documentari e attività numerose. D'uber i turisti, i écoles, i apprentis occitanophones et a fuga de recerca, l'espace occitan se va toccar tout le monde. Réduisit ses limites physiques et met les cours dans les écoles, les cours en ligne, la documentation sur son site web et também la collaboration avec une vingtaine de musées dans la Val Maire. Et mai d'accord, la volonté du commune de promouvoir la langue et la politique linguistique nationale contribuent à l'expandiment de quelle association. Madalenenca. Madalenenca è un aggettivo de Mistral, vuol dire qualqueren che florisse per lo giorno della Santa Maddalena. Maddalena è il nome di mia figlia, era il nome di mia madre e il nome della mia reire nonna, dunque è un nome di famiglia e esprimis lo senso di qualqueren che florisse. Telaragna, perché mi agrada in pas las aragna e perché è un mot imprimiat che arriva dell'occitan francese, dicendo dell'occitan dell'aute costat e mi agrada in pas tutti los mots che sono d'imprumio, dunque questa slenga mesclata entre l'italiano e l'occitan cal dire che mi agrada pas troppo. A questo autore delle baladas, Barbatoni Baudrier, è un autore che è mancato nel 1999, è un grande autore della letteratura occitana alpenca, ma in generale vuol dire della letteratura italiana. Ha una produzione poetica grande in italiano, in piemontese e in occitan, e una ricchezza linguistica straordinaria dei mots antichi e també dei neologismi. E canta l'amore per la sua terra e per la lingua occitana e per una natura ente tutto ha un spirito che dichiara beneitu ei coronero in permeira e la noe cibitun treiaven a fai stele dien caie stele cruro grinori bouco bafarà ma fa troppo chi crepa viene veire non se mi chiar di meire neve di vostri reire.